Buongiorno e benvenuti. Oggi è giovedì 30 luglio 2026. Il sole sorge alle 6.03 e tramonta alle 20.10. La luna sorge alle 20.35 e cala alle 5.42. Oggi si celebra San Pietro Crisologo. Il nome Pietro ha origine greca e significa roccia. Addio cellulite, ecco il mio segreto per un trattamento naturale efficace. Prendete i fondi di caffè, mescolateli con zucchero e olio di mandorle o di cocco per creare un vero e proprio scrub dal potere drenante. Applicatelo poi generosamente sulla pelle massaggiando con movimenti circolari. La caffeina aiuterà la microcircolazione. Poi risciacquate e godetevi una pelle subito più tonica e levigata. Sono 52 le candeline per Hilary Swank, l'attrice statunitense 2 volte premio Oscar. La sua carriera è costellata di ruoli intensi e trasformazioni fisiche incredibili, come in The Boys Don't Cry e nel capolavoro di Clint Eastwood Million Dollar Baby. Una delle interpreti più talentuose e determinate della Hollywood contemporanea. Festeggia 36 anni Yvonne Strahovski, l'attrice australiana diventata celebre in tutto il mondo per il ruolo dell'agente Sarah Walker nella serie Chuck e anche per la sua interpretazione magnetica in The Handmaid's Tale. Una bellezza straordinaria unita ad una versatilità recitativa che l'ha resa un volto simbolo della nuova serialità d'autore. Ed infine oggi compie 52 anni Selvaggia Lucarelli, giornalista, opinionista, scrittrice e conduttrice radiofonica. Ha iniziato a fine anni 90 in teatro e grazie al suo stile irriverente e alla sua penna affilata è diventata una delle voci più discusse e seguite del web e dalla carta stampata, oltre ad essere anche un iconico giudice di Ballando con le stelle. Con Flowers and Trees, il 30 luglio del 1932, il mondo dei cartoni Disney esce dal bianco e nero per entrare nell'era del colore, grazie al Technicolor. Il successo fu tale che il cortometraggio conquistò l'Oscar lo stesso anno. Fu il primo storico premio dell'Academy per la Disney. I gatti sono più vanitosi di me. Si puliscono costantemente perché amano avere il pelo splendente e senza nodi. Pensate che possono arrivare a dedicare fino a 4 ore al giorno alla loro igiene personale. Un vero lavoro a tempo pieno. Benvenuti al nostro appuntamento quotidiano con le stelle. Il mese di luglio sta per chiudersi. Scopriamo come affrontarlo al meglio in questo giovedì. Ariete. La stanchezza della settimana si fa sentire, ma la determinazione non molla. Stringete i denti, il traguardo è vicino. Toro. Giornata ideale per programmi a lungo termine. Siete lucidi e pronti a fare scelte importanti per la vostra carriera. Gemelli. Sarete travolti da una ventata di creatività. Ottimo momento per creare o proporre un'idea fuori dagli schemi. Cancro. Il cielo vi chiede più fiducia nelle vostre capacità. Non lasciate che un piccolo contrattempo rovini il vostro umore. Leone. Il sole vi regala una marcia in più. Sarete magnetici e capaci di trascinare chiunque nelle vostre iniziative estive. Vergine. È il momento di rallentare il ritmo. Concedetevi una pausa rigenerante e staccate la mente dai pensieri di lavoro. Bilancia. Sarete ottimi consiglieri per un amico in difficoltà. La vostra empatia farà centro e troverete le parole giuste. Scorpione. Aria di cambiamenti positivi in arrivo. Accogliete le novità senza timore. Le stelle stanno lavorando per voi. Sagittario. Una bella energia vi spinge a socializzare. Organizzate un'uscita di sera. Avete un vivo bisogno di leggerezza. Capricorno. Super concentrati sulle questioni economiche. Giornata eccellente per fare ordine nei conti o pianificare il budget delle vacanze. Acquario. L'amore torna protagonista nel vostro cielo. Grande complicità per le coppie e incontri inaspettati e stimolanti per i single. Pesci. Il vostro intuito oggi è davvero infallibile. Se dovete decidere, fidatevi della prima impressione senza pensarci troppo. Buon giovedì a tutti! Ci sentiamo domani per l'oroscopo del weekend.
Dopo essere decollato da Cape Canaveral, l'Apollo 15 scende sul suolo lunare il 30 luglio del 1971. Fu una missione storica, la quarta umana ad allunare e la prima ad utilizzare il rover lunare, la celebre auto spaziale. Durante la spedizione fu recuperata la Genesis Rock, una roccia vecchia di 4 miliardi di anni. Se siete furbi e la sapete lunga, in inglese esiste l'espressione to speak volumes, ma attenzione, la traduzione letteralmente sarebbe parlare a volumi e in realtà si usa quando qualcosa, quindi un gesto, uno sguardo o una situazione dice molto, parla chiaro, senza bisogno di troppe parole. Il matto di oggi è l'inventore Nikola Tesla, che sosteneva che un genio non dovesse mai sposarsi per non perdere la sua vena creativa. Tesla conviveva con allucinazioni e ossessioni, amava il numero 3, odiava i gioielli e pretendeva sempre 18 tovaglioli di lino a tavola. Il suo legame più profondo era con il gatto di famiglia, dalle cui scariche di elettricità statica nacque il suo interesse per la fisica. Tesla morì solo in una stanza d'albergo dopo aver sognato di comunicare con Marte e Giove. Chissà, forse oggi si sentirebbe a casa nel mondo tecnologico che lui stesso ha contribuito ad inventare. E ci salutiamo con la nostra frase del giorno, oggi un pensiero molto profondo. Abito sempre nel mio sogno e di tanto in tanto faccio una visita alla realtà. Grazie per il vostro supporto, noi ci vediamo domani sempre qui sugli stessi schermi e alla stessa ora. Io vi auguro una splendida giornata e vi aspetto. A presto, dalla vostra Jaire.